Taralli al nastro bianco e al cacao, figli e zoccola. Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina Cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo dei taralli dolci un po' particolari che a Napoli si chiamano i figli e zoccola, i figli di buona donna, insomma. Hanno questo nome probabilmente perché all'interno sono tarallo e fuori invece sono dolci, quindi hanno questa ambiguità di non essere ben determinati come tipo di tarallo. Hanno un aspro sia al cacao che diciamo agrumato, quindi bianco ma agrumato. Sono un po' simili al tarallo classico, quello là con sogni e pepe per intenderci, ma sono senza pepe ovviamente e le mandorle hanno all'interno e non all'esterno, e sono un po' più morbidi. Per questi dolci chiaramente sempre un vino dolce, uno spumante, un vino amabile, un marsala, una malvasia, un vin santo, insomma vini dolci. Vi lascio agli ingredienti e poi alla preparazione. Per fare questi taralli al nastro chiaro e scuro ci serviranno 150 g di farina 00, 45 g di farina di semola rimacinata, un cucchiaino da caffè scarso distrutto con 30 g di olio di semi o un girasole o un mais, 15 g di zucchero, vino bianco quanto basta, e possiamo aggiungere anche un po' di anice o un po' di limoncello, un cucchiaino e mezzo di lievito per dolci, preferibilmente non vanigliato, poi abbiamo la buccia di mezza arancia che ci gratteremo, un pizzico di sale. Per guarnire poi ci servirà dello zucchero a velo. In più all'interno dei nostri taralli metteremo 40 g di mandorle, queste sono tostate, poi le triteremo un poco, non molto. Per il nostro nastro bianco ci serviranno 60 g di zucchero semolato, 20 g di acqua e il succo di una mezza arancia, un'arancia insomma abbastanza grande. Per il nostro nastro al cacao ci serviranno 60 g di zucchero semolato, un cucchiaino di cacao amaro in polvere, 25 g di acqua, e il succo in questo caso dell'arancia ne metteremo solo un cucchiaio. Io ho unito le due farine, lo zucchero, il bicarbonato, la scorzetta dell'arancia. Adesso ci mettiamo anche il nostro olio e la nostra parte di strutto, in questo modo. Ora incominciamo a mettere il nostro vino. Deve venire un impasto morbido ma non troppo, poi vi farò vedere esattamente cosa intendo. Noi ce lo lavoriamo prima un po' nella bolla e poi ce lo passiamo sulla spianatoia per poterlo impastare bene. Alla fine, quando abbiamo impastato il tutto, poi mettiamo le nostre mandorle. Questi sono veloci da fare, somigliano un poco ai tarallini nasprati che già vi ho fatto vedere, però questi in più hanno le mandorle e una piccola parte di strutto. Mettiamo un altro poco di vino, non esageriamo, mettiamolo un po' alla volta perché sennò poi diventa troppo mollo e poi non possiamo aggiungere farina perché inficerebbe la nostra ricetta. Io sto lavorando il mio impasto, vedete com'è bello morbido, e adesso
ci mettiamo le nostre mandorle che io ho tritato grossolanamente. Ce le incorporiamo bene. Incorporate tutte le nocciole. Io prendo la bilancia e mi faccio delle palline da 30 grammi, grammo più grammo meno, non è che dovete essere proprio fiscali al massimo, però insomma devono essere all'incirca 30 grammi. Ce le facciamo tutti quanti così e poi gli diamo la forma che poi vedrete. Io sto dando forma ai miei taralli, faccio una specie di S in questo modo, schiaccio e posiziono sulla mia carta forno, schiacciamo bene così, deve rimanere diciamo un mezzo dito. Io già ho aperto il forno a 180 gradi, deve essere il forno caldo. Facciamone un altro in modo che vi faccio vedere. Prima faccio in questo modo, lo allungo, lo schiaccio, faccio una piegatura e una piegatura così, in questo modo schiacciamo e gli diamo questa forma un po' particolare. E posiziono sulla mia carta forno. Distanziateli perché questi crescono, quindi teneteli belli distanziati. Ecco qui, adesso che sono pronti li inforniamo, come vi ho detto 180 gradi, forno preriscaldato, fino a quando non sono belli dorati. Non devono essere troppo bruni, quindi una bella doratura, poi vi dirò esattamente quanto tempo è passato. Questi sono i nostri taralli cotti dopo 20-25 minuti. Adesso ci prepariamo il nastro e cominciamo a fare una parte, li dividiamo in parti uguali col nastro bianco. Ho messo lo zucchero e l'acqua con il succo di arancia a bagnomaria in una pentolina e adesso lo facciamo sciogliere delicatamente piano piano, non facciamo una fiamma troppo vivace, deve sciogliersi tutto il nostro zucchero e deve diventare bello lucido. Ora che lo zucchero praticamente è diventato opaco, è diventato quasi bianco, io mi sto passando i miei taralli. Passateli bene da ambo le parti e poi colateli un po' e li mettete su carta forno. Quando poi si raffredderanno diventeranno bianchi. Ho messo tutto nella nostra pentolina a bagnomaria e adesso devo farlo addensare. In questo caso noi non riusciremo a vedere il nastro che si addensa e diventa bianciccio, però ci rendiamo conto poi dalla durezza e dal fatto che il nostro, vedete adesso fa rumore, che il nostro zucchero non farà più rumore perché si sarà sciolto completamente. Facciamo addensare e poi ricopriamo i nostri taralli. Ora che anche questo nastro è bello denso, io sto passando i miei taralli, passateli bene in tutti i sensi e poi anche questi li coliamo e li mettiamo sulla nostra carta forno. Eccoli qui, ecco i nostri taralli. Vi ricordate i figli di zoccola? Si chiamano così, quindi così li dobbiamo chiamare, pronti per essere o regalati o serviti dopo le nostre cene delle feste. Sono un prodotto tipico campano e sono davvero buonissimi. Buon dessert